Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Bentornati amici a Regioniamoci Sopra, io sono Giuliano Zulin, siamo sempre su Radio Libertà e il nostro tema preferito qual è? Ovviamente l'autonomia, perché ogni giorno, ogni settimana ci riserva un colpo di teatro, chiamiamolo così, inaspettato. E per dirne una, ieri è successo che la commissione bicamerale, quella che si deve di fatto, cioè parlamentari che devono capire come puoi introdurre i LEP, i famosi livelli essenziali di prestazione, affinché l'autonomia, la legge Calderoli, abbia seguito, cominci a lavorare. C'è stata questa audizione, incontro, non so quello che era, in Sardegna. Sardegna dove la presidente Alessandra Todde dei 5 Stelle sappiamo benissimo essere abbastanza contraria all'autonomia differenziata, nonostante lei sia presidente di una regione autonoma a statuto speciale, quindi molto più che autonoma appunto. E quindi in teoria uno dice: com'è possibile che una esponente politico di una regione autonoma sia contrario all'autonomia degli altri? Cioè l'autonomia è bella o brutta, se vale per tutti o se vale non che per alcuni è buona e per altri no. Ma questo l'abbiamo già detto, ma come direbbe un cantante famosissimo, uhm, non si riesce più a capire un cavolo, nel senso che non riusciamo più a capire, cosa pensi Alessandra Todde e soprattutto cosa abbia in mente per quanto riguarda proprio la questione autonomia. Nel senso che lei ha partecipato alla raccolta firme, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale proprio per dire che non va bene, è incostituzionale la legge Calderoli, poi oggi, scrive su Facebook Alessandra Todde, durante l'indagine conoscitiva sulla determinazione e attuazione dei livelli essenziali di prestazione, cioè i LEP, che si è svolta a Cagliari, ho ribadito un concetto chiave. I LEP sono l'unica vera misura dell'efficienza dello Stato nel garantire i diritti civili e sociali. Non possiamo accettare che dopo oltre 20 anni dalla loro introduzione siano ancora solo parole sulla carta. E qua facciamo una mini sosta, nel senso che, primo, i LEP, che secondo lei sono l'unica vera misura dell'efficienza dello Stato nel garantire i diritti civili e sociali, sono contenuti nella legge Calderoli. Perché la legge Calderoli dice che sulle 23 materie scritte nella Costituzione, ribadiamolo sempre, che possono essere delegate, cioè o meglio la funzione, l'applicazione di questi servizi può essere di queste materie può essere delegata alle regioni che lo chiedono, ovviamente non è obbligatorio. Di fatto, lei dice che i LEP sono l'unica vera misura dell'efficienza dello Stato nel garantire i diritti civili e sociali. E allora, se è vero questo, non come dice Alessandra Todde, non si capisce perché abbia raccolto le firme contro l'autonomia differenziata contenuta nell'applicazione di fatto dell'autonomia differenziata contenuta nella legge Calderoli. Poi dice: "Non possiamo", ripetiamo, "non possiamo accettare che dopo oltre 20 anni dalla loro introduzione siano ancora solo parole sulla carta". E allora qua facciamo un mini riassunto, perché di fatto sono stati introdotti effettivamente ben parecchi anni fa, poi i vari governi non li hanno applicati. Ci ha provato il governo Berlusconi nella legislatura che va dal 2006 al 2011, ma rovinosamente è caduto lo stesso esecutivo per mano, vi ricordate, delle manovre sullo spread e, come dire, precedute da altre manovre politiche guidate da Gianfranco Fini, senza dimenticare la grande opposizione dell'epoca, sia nel centrodestra, Fini-Follini, sia anche nel centrosinistra contro
il famoso federalismo fiscale, che anche all'epoca lo portava avanti il ministro Calderoli, tant'è che il ministro Calderoli è arrivato a fissare una legge che è, abbastanza tecnica come nome, perché è la 42 del 2009, ma che in realtà è la base, è la legge base dell'attuazione di uno dei pilastri degli obiettivi del PNRR, che dovrà essere attuata entro il 2026. Cioè il PNRR scritto da Giuseppe Conte, insieme al PD, Roberto Gualtieri era ministro dell'economia, poi portato avanti in maniera definitiva dal governo di Mario Draghi, dove dentro c'erano PD, M5S, oltre che Forza Italia e Lega, ehm, fissa fra i famosi milestone, cioè gli obiettivi, i pilastri, l'attuazione di questa legge del 42 del 2009 che dice di fatto che bisogna creare il federalismo fiscale, a livello chiaramente territoriale, cioè per una volta tanto, uscire dalla carta, entrare nella realtà perché, questi principi scritti vengano applicati. I LEP, i livelli essenziali di prestazione, cioè praticamente, sempre lo ricordiamo, sono quelle come dire, quel minimo sindacale di servizi scusate, per esempio gli ospedali, gli asili nido, le case di riposo, le scuole e non solo, che lo Stato deve, come dire, offrire ai propri cittadini, non sono tutti uguali in tutta Italia per 1800 motivi che sappiamo benissimo tutti. Ma uno dei motivi è anche perché, nonostante siano stati decisi, nessuno li ha mai applicati e quando ci provò, in maniera non solo seria, ma concreta il ministro Calderoli e quel governo Berlusconi, cadde il governo e appena arrivò il professor Mario Monti per, come dire, salvare l'Italia, non è che disse: "Beh, effettivamente magari stiamo attenti a non sprecare altri soldi visto che sono preziosi in questo momento", cioè il 2011, 2012, no, buttò completamente via tutto quello che aveva fatto il lavoro che aveva fatto il ministro Calderoli e tutto il governo, la commissione, il professor Antonini e tantissima altra gente che aveva lavorato a questo progetto proprio affinché partisse questo federalismo fiscale per allocare, che è sembra una parolaccia, ma vuol dire, stabilire, al meglio le risorse nei vari territori affinché appunto vengano spesi bene nel miglior modo possibile. Non si è mai fatto e adesso ricordiamolo sempre ovviamente che negli ultimi più o meno 10 anni c'era una maggioranza di centrosinistra, tranne la parentesi del governo giallo-verde, dove però appunto c'erano dentro l'M5S. M5S che è stato anche il governo con il PD, prima con, Giuseppe Conte e poi anche con Mario Draghi. E adesso mi vengono a dire, per esempio la signora l'onorevole, non so, la presidente Alessandra Todde, dire che non possiamo accettare che questi LEP siano ancora solo parole sulla carta. Ma va avanti poi Alessandra Todde, perché dice: "La Sardegna purtroppo è una regione che continua a essere fortemente penalizzata sull'istruzione, infrastrutture, occupazione, ma non è stato tanto importante condividere il cahier de doléances, cioè questa lista di robe che non vanno, con tutti che tutti noi ben conosciamo, quanto far capire alla commissione, che è andata appunto a Cagliari per capire cosa bisogna fare, che senza le risorse necessarie siamo fermi alla teoria. La realtà che viviamo è aggravata da un modello di finanziamento basato, fermi tutti, su una spesa storica che non risponde alle esigenze attuali dei territori. Questo sistema non fa altro che cristallizzare le disuguaglianze, lasciando regioni come la nostra sempre più indietro." Allora, come dire, è sempre un po' il mondo al contrario, no, come direbbe Vannacci, cioè proprio l'autonomia cerca di scardinare questo sistema che ha portato a un impoverimento alcune regioni, soprattutto quelle del centro-sud, e non certo ha fatto del bene a delle regioni del nord che magari potevano dar di più anche alle regioni del sud e anche ai cittadini del sud stessi, ma che avevano le mani legate o per i tagli dallo Stato centrale o perché chiaramente vivono, operano in una condizione che non permette loro di ovviamente far da sé, ci mancherebbe altro,
e quindi devono sottostare a dei criteri che valgono bene anche per tutti, ma che alla fine non valgono per nessuno, proprio perché l'autonomia cerca di valorizzare la differenza, cioè questa differenza che potrà far del bene a un territorio, che può dar di più già da adesso e che potrà aiutare in maniera più chirurgica chi invece, possiamo dirlo apertamente, è un po' più indietro. Quindi Alessandra Todde dice che bisogna superare la spesa storica che non risponde alle esigenze attuali dei territori, perché ha cristallizzato le disuguaglianze. Cioè quindi questo sistema attuale cristallizza le disuguaglianze, non l'autonomia quindi, lasciando le regioni come la nostra, la Sardegna, sempre più indietro. E conclude Alessandra Todde dicendo che vogliamo che i LEP, i livelli essenziali di prestazione, tornino al centro dell'agenda politica nazionale. La loro definizione deve essere basata su reali fabbisogni standard, quindi non sulla spesa storica, non su vecchi criteri che hanno già dimostrato di essere inadeguati. La determinazione dei LEP è fondamentale per assicurare che i cittadini della Sardegna abbiano gli stessi diritti di quelli di regioni più ricche. Diritti come l'accesso al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla mobilità devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. E allora dico, ma la legge Calderoli dice questo. E perché allora non va bene se raccolgono le firme, se addirittura si fa ricorso presso la Corte Costituzionale per cercare di boicottare tutto quanto? Quello che è previsto nella legge Calderoli è proprio questo, cioè che i LEP sono al centro, prima si fissano i LEP, come ha detto anche il ministro Calderoli, per marzo dovremmo essere, come dire, pronti alla fissazione di questi livelli essenziali di prestazioni che banalmente sarà, non so, X asili per ogni 100.000 abitanti, X case di riposo, X uffici della posta, X che ne so io, e poi dopodiché quando la prima si fissano e poi chiaramente, come ha detto lo stesso ministro Calderoli, si fisseranno anche le risorse che dovranno andare a questi territori, ma non più su una base, come dice tra l'altro la stessa Alessandra Todde, di una spesa storica che ha cristallizzato le disuguaglianze, dice, lasciando regioni come la nostra sempre più indietro. Quindi non l'autonomia, ma questo sistema centralista, anche in una regione autonoma a statuto speciale come la Sardegna, ha, cristallizzato le disuguaglianze e non ha fatto progredire quei territori. Alessandra Todde poi dice che non si può più accettare che la definizione dei LEP venga utilizzata come uno strumento per favorire l'autonomia, però scusate è inserita dentro l'autonomia e quindi non si capisce il perché non si possa utilizzare. E dice, poi 1.300.000 cittadini hanno già firmato contro l'autonomia differenziata e 4 regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Dobbiamo ascoltare queste voci. E infatti, giustamente, vengono ascoltate, ci mancherebbe altro. Bisogna creare un sistema in cui ogni regione, anche la più periferica e meno sviluppata, abbia pari dignità. È urgente istituire un tavolo permanente in cui tutte le regioni siano coinvolte nella definizione dei LEP, per garantire una vera equità territoriale. Ora, il nostro futuro chiaramente non può dipendere da giochi politici, che non si sa bene quali siano, anche perché le regioni non è che sono di un colore politico, ma sono di esprimono presidenti di varie aree politiche. Deve essere basato sul rispetto dei diritti di tutti i cittadini senza alcuna distinzione. Mi sembra che da questo discorso Alessandra Todde non abbia letto bene la legge Calderoli ed è un peccato perché avere, la Sardegna in prima fila per insegnare o imparare, a questo punto, visto le parole che ha detto Alessandra Todde, cosa vuol dire autonomia, sarebbe molto utile sia per la commissione che deve definire i LEP, i livelli essenziali di prestazione, sia anche per le regioni stesse. Ma di questo ne parleremo fra poco, dopo la solita nostra bellissima canzone. Ragioniamoci sopra, torno fra un attimo. Ciao, ciao.
sopra, Giuliano Zulin, sempre con voi su Radio Libertà per parlare di autonomia. Abbiamo detto prima che Alessandra Todde, come dire, insomma, c'è qualcosa che non va sotto questo cielo, nel senso che c'è qualcuno che non ha rispetto per nessuno, no, dice Vasco. In effetti dice delle cose Alessandra Todde, chiede delle cose che sono contenute dentro la legge Calderoli e poi raccoglie le firme e fa ricorso alla consulta contro la medesima legge Calderoli. E sempre tenendo questo ritmo della canzone di Vasco, possiamo appunto dire c'è chi dice no, perché ma soprattutto, c'è anche chi dice no, che è pronto anche a dire no a livello di referendum. Allora, bisogna fare questa premessa. Innanzitutto, ormai si dà per scontato che ci sia questo referendum sull'autonomia differenziata, perché il PD, M5S, CGIL, compagnia cantante, Chiesa varia, CEI, parrocchie, hanno raccolto 1.300.000 firme, che adesso ovviamente dal divano, perché ricordiamo che allora facciamo anche questo di questi numeri diciamoli, perché poi a volte allora nell'ottobre del 2017 ci fu un referendum c'è stato un referendum, consultivo che si è svolto in Lombardia e in Regione Veneto, dove si chiedeva: "Volete amici più autonomia per il vostro territorio?" Sì. Che chiaramente è un referendum politico, nel senso non di partito, ma di espressione massima della democrazia, cioè si chiede a un territorio se vuole più o meno autonomia. Più o meno, quel giorno, e ricordo che era un giorno di ottobre, fine ottobre, pioveva, per cui non c'erano nemmeno le condizioni proprio ideali per dire: "Ah, che bello, vado al seggio", perché, in particolare mi ricordo che in Veneto, a un certo momento ci furono anche più o meno dei nubifragi. Ciononostante, circa 2.400.000 persone residenti in Veneto, con la loro tessera elettorale, sono andati alle urne, ai seggi che erano aperti per l'occasione e votarono al 99% per il sì, vogliamo maggiore autonomia, di fatto vogliamo l'applicazione della c carta costituzionale che diventi appunto realtà. Adesso invece quindi 2.400.000 persone, ricordiamolo, adesso 1.300.000 persone in tutta Italia, non in Veneto, che praticamente sono andati, non ai seggi sotto la pioggia, ma dal divano con lo SPID, hanno deciso di, porre la propria firma affinché la Cassazione prima e poi la Corte Costituzionale poi, possa decidere se tenere o meno questo referendum per abrogare in tutto o in parte la legge Calderoli che dà attuazione a non al libro delle ricette della nonna, ma alla Costituzione. Negli articoli che sappiamo tutti ormai a memoria 116, 117, 119, cioè ovvero gli articoli che stabiliscono il famoso regionalismo differenziato. Adesso, dobbiamo attendere che gli organi preposti, quindi Cassazione, ribadiamo, e Corte Costituzionale, dicono: "Sì, in effetti si può fare il referendum oppure no". Ma ormai chiaramente il leitmotiv è che e si fa. Tra l'altro, ricordiamolo, non perché noi vogliamo essere dei professori, ma la stessa Costituzione vieta il referendum quando si parla di materie tributarie, cioè perché altrimenti andremo a fare un referendum e diremo: "Abroghiamo tutte le tasse" e voterebbe il 99%. Quindi non esiste un voto sui temi tributari e nella autonomia differenziata chiaramente è un argomento che influisce su un tema tributario, perché poi lo sappiamo, bisognerà anche definire delle risorse affinché ci siano i famosi LEP, livelli essenziali di prestazione, fissati e anche accompagnati chiaramente da risorse. Ma vediamo che, noto sondaggi per Repubblica ha detto che il 57% andrà a votare
E noi sappiamo già l'affluenza, visto che alle europee praticamente 1 su 2 non è andato a votare, ma per quanto riguarda, la legge sull'autonomia pare che si arrivi a questo quorum, no, nel senso che si dice appunto che, adesso al di là dei partiti questa il trend sembra essere diverso appunto sulla affluenza, nel senso che a luglio la stima era del 55%, oggi in teoria siamo al 57%. E una delle spiegazioni è proprio che la motivazione non è legata ai partiti, ma a ragioni geografiche. E questo si spiega col fatto che non c'è una motivazione di voto legata appunto alle posizioni del partito di riferimento, ma nella scelta che è prioritaria l'area di residenza. E da quello che emerge è praticamente che al sud ci sarebbe un'affluenza ben maggiore. Adesso non vorrei dire, non vorrei dire, però insomma sì, insomma sarebbe il 57% che va a votare. Però ecco, vogliamo vedere questo, che il paese, cioè, okay, vai a votare, ma chi sarebbe per l'abrogazione? Il 48% è per l'abrogazione. Un dato in salita del 3% rispetto a chi invece praticamente cioè, del 3% rispetto a luglio. E un dato che sarebbe, secondo questo sondaggio, superiore del 10% a quelli favorevoli. E poi t 48 più 38 a casa mia fa, 86 e manca un 14%. Un 14% che banalmente potrebbe A: decidere di stare a casa tra aprile e giugno nel caso in cui si dovesse andare alla voto, o addirittura appunto votare per sì, cioè votare per no, di non abrogare. Ricordo che, anche, diciamo dove non c'era quorum, col governo Renzi, vinsero i no, perché adesso per abrogarla dovresti votare sì, ovviamente, perché tu dici: "Vuoi abrogare la legge bla bla bla?" Sì, no. Per cui praticamente siamo a 48% per l'abrogazione, cioè sono state raccolte le firme, ma non ci sarebbe neanche la maggioranza, almeno stando a questi sondaggi. Ma soprattutto c'è un 18% circa, 14, 15% che non si sa se voterà per cosa, per come, ma soprattutto se andrà a votare. Per cui il tema è, e torno ai numeri che dicevamo all'inizio di questa seconda parte di Ragioniamoci sopra. 2.400.000 veneti andarono a votare per l'autonomia e dissero sì. In Lombardia, i voti furono molto bassi, non si arrivò a superare un quorum, che ma anche se non c'era nessun quorum, ma anche lì ovviamente la stragrande maggioranza di chi andò a votare votò per il sì. Complessivamente più o meno 5.000.000 e mezzo di persone hanno detto sì all'autonomia, in soli 2 territori, Lombardia e Veneto. Ora adesso 1.300.000 persone hanno dal ricordiamolo sempre, uscendo di casa, sfidando la pioggia, il maltempo, il freddo. Invece a altre persone sul divano, con l'aria condizionata quest'estate, attraverso lo SPID hanno dato la loro firma, hanno apposto la loro firma per il referendum. Referendum che attualmente vede solo quelli che vogliono abrogare la legge al 48%. Questo, come dire, per dire che 1, non c'è un vento che sembra da tutte le parti che non ci sia nessuno pro autonomia, anzi, da questi numeri emerge invece che metà del paese è per l'autonomia e non è poco. Diciamo non è poco per il semplice fatto che, con una campagna mediatica ossessiva, anche mistificante, perché vengono in una puntata qua di Ragioniamoci sopra, magari ve lo ricordate, ma la potete trovare volendo sul sito, abbiamo smontato gli 8 comandamenti
dell'autonomia, ma soprattutto, l'abbiamo detto in inizio trasmissione, Alessandra Todde chiede che venga applicato quello che è scritto nella legge Calderoli. Cioè, allora, siccome, il tema è politico, nel senso di organizzazione politica dello Stato, ma la campagna elettorale, o presunta tale campagna referendaria, è partitica. Perché l'obiettivo non è, far del bene al territorio del sud, del centro, del nord. L'obiettivo è soltanto, sperare che ci sia questo referendum, poi andare a votare, passare il quorum e dire: "Ah, ah, il centrodestra ha perso, deve dimettersi, andan tutti a casa". In tutto ciò non si pensa a 2 cose: 1, ci son dei cittadini che hanno votato nel 2017, ma hanno visto anche i loro presidenti, come in Emilia Romagna, Toscana, che adesso sono in prima fila contro l'autonomia, portare avanti questa battaglia e sono stati anche riconfermati perché Stefano Bonaccini, quando è stato riconfermato, poco prima diciamo dello scoppio della pandemia a presidente della regione Emilia Romagna, aveva già portato avanti la sua battaglia per l'autonomia insieme a Zaia, prima con Maroni, Roberto e poi con Attilio Fontana, per avere 15 materie su 23, non 1, 15 materie. E a ruota anche, Eugenio Giani poco dopo si era accodato. Quindi, voglio dire, siamo veramente in presenza di una, mistificazione completa della realtà, solo ai fini non politici di, appunto, grande politica, ma di prendere uno 0 virgola, uno 0 qualcosa per buttar giù qualcun altro. Alla faccia della Costituzione modificata dalla sinistra, vogliono fare un referendum contro quella Costituzione voluta dalla sinistra. Come direbbe un profeta, un cantante, non si riesce a capirci un vabbè, buona autonomia a tutti, ci sentiamo, ci vediamo la prossima settimana. Ragioniamoci sopra, Radio Libertà. Un saluto.